Venezia non ha traffico automobilistico, ma è comunque una delle città più inquinate d'Italia ed Europa, con il sistematico superamento dei limiti degli inquinanti. Le cause sono naturalmente legate alle grandi navi da crociera e al traffico dei natanti in città, e allora la Commissione europea scrive una lettera ai ministri della transizione ecologica e all'amministrazione locale di Venezia per chiedere un report aggiornato sulla situazione, considerato che l'ultimo risale a 2 anni fa, e ovviamente anche per chiedere nuove misure per il contrasto allo smog. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 28 gennaio 2022. La prima notizia del giorno riguarda Venezia, che è nel mirino dell'Europa. Troviamo un articolo sul Corriere del Veneto di oggi in cui si spiega come il decreto grandi navi, che ha spostato le navi a Marghera, e anche l'introduzione di alcune misure di navigazione come i sensi unici in alcuni canali della laguna veneziana, ebbene queste misure non sono bastate a riportare le polveri sottili e i livelli di biossido di azoto nei parametri della direttiva europea aria, e quindi la Commissione parlamentare europea petizioni mantiene aperto il caso Venezia. Si era aperto nel 2014 dopo una richiesta, una petizione appunto lanciata da Ambiente Venezia, No Grandi Navi e altre associazioni. Il capofila era Giuseppe Tattara, un professore, un docente universitario, primo firmatario appunto di questa richiesta, che a distanza di 7 anni rimane attuale. La Commissione tiene aperto il caso Venezia e continua a sopportare le richieste dei cittadini di nave a basse emissioni nel mare Mediterraneo. Vanno ridotte infatti le emissioni di zolfo e di azoto, che sono particolarmente nocive, lo spiega il professor Tattara. Va promosso l'uso di carburanti puliti. E i firmatari della petizione chiedono che all'interno della laguna si applichi una normativa stringente come quella dei motori delle auto. Sì, perché sembra assurdo, ma i motori delle navi che girano in laguna sono vecchi diesel che attualmente insomma sono pari agli Euro 0. E c'è un dato interessante, perché perfino durante il lockdown Venezia ha sforato i limiti dell'inquinamento atmosferico. È una delle 33 zone non conformi in Europa, tanto che nel 2020 l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia per violazione della direttiva sulla qualità dell'aria. Insomma, una situazione veramente allarmante, per la quale l'amministrazione cittadina e appunto il governo nazionale sono chiamati in causa dalla Commissione parlamentare europea petizioni. Sempre sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi troviamo alcune notizie legate alla giornata della memoria che si è svolta ieri. Le cerimonie si sono tenute su tutto il territorio regionale. Purtroppo le notizie di oggi si concentrano su una polemica in particolare, una polemica scatenata dalla lettera inviata dall'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan alle scuole del Veneto. Una lettera in cui si parla di Shoah e di giornata della memoria come data simbolo della persecuzione e dell'odio nei confronti degli ebrei. Nella lettera però l'assessore Donazzan non parla di nazifascismo e invece cita il fondamentalismo islamico. Insomma, una scelta sicuramente discutibile che ha sollevato naturalmente diverse polemiche. La domanda naturalmente è cosa possa capire un giovane, uno studente delle scuole della nostra regione che riceve appunto una lettera che accosta la Shoah al fondamentalismo islamico senza trovare alcun riferimento al nazifascismo e l'indicazione che proprio in questa ideologia totalitaria distruttiva del secolo scorso si indica e si identifica la radice dell'orrore della Shoah. Insomma, se le istituzioni regionali scelgono
questa modalità discutibile di celebrare il giorno della memoria. Nel ghetto ebraico di Venezia si è svolta invece la consueta cerimonia in cui il nuovo presidente della comunità ebraica di Venezia ha detto parole molto chiare e molto forti anche. Non bastano, ha detto Dario Calimani, i riti e le giornate per mettere una pietra tombale sul razzismo, sì, perché l'antisemitismo, ha spiegato, non è altro che il razzismo, ma bisogna invece guardare cosa succede nella società nel corso di tutto l'anno per capire se ci siano le premesse perché quanto accaduto a noi, inteso appunto alla comunità ebraica, possa accadere ancora una volta anche ad altri. E ha spiegato che l'antisemitismo in Italia c'è, è strisciante, se si dice che non c'è è perché non lo si vuole vedere. Ha citato il caso del bimbo di Livorno insultato e aggredito perché è ebreo, ma poi ancora ha ricordato che l'Italia non ha mai fatto i conti, come ad esempio la Germania, con le proprie responsabilità, non ha mai fatto esami di coscienza e ha chiesto anche com'è possibile che in Parlamento, come anche in Regione e in Comune a Venezia, ci siano politici che fanno ancora il saluto romano. Così ha concluso Dario Calimani, neopresidente della comunità ebraica di Venezia, lanciando la proposta di un tavolo regionale che non si incontri soltanto una volta all'anno, il 27 gennaio, ma che si impegni concretamente nell'educazione al rispetto dell'altro contro pessimi modelli, ad esempio gli slogan antistorici dei Novax, oppure quelli dei nostalgici del ventennio fascista o banalmente i messaggi razzisti. Non basta condannarli, ma è fondamentale che siano attivamente e concretamente osteggiati. Queste le parole, sempre sul Corriere del Veneto di oggi, del presidente della comunità ebraica di Venezia, Dario Calimani. Giriamo pagina, parliamo brevemente della pandemia Covid, il caos tamponi, il sistema non regge più, c'è la questione delle impegnative, c'è la questione e c'è la polemica legata ai SISP, i servizi di igiene e sanità pubblica che, secondo il Partito Democratico del Veneto, le opposizioni in Consiglio regionale, sono saltati. Non c'è stata una organizzazione, le scuole sono nel caos, le famiglie sono costrette ad arrangiarsi tra tamponi e DAD. Il nodo, insomma, o almeno secondo i consiglieri regionali del PD, riguarda la scuola. A confermare il fatto che siano saltati i servizi di igiene e sanità pubblica, i SISP, e che non ci sia stata organizzazione, c'è anche però il segretario della FIMG Veneta, che è la maggiore organizzazione dei medici di base, rappresenta il 65% della categoria. Sappiamo che in questi giorni altre sigle sindacali dei medici di base, che rappresentano circa un terzo invece dei medici di base, hanno addirittura convocato uno sciopero. Partirà il prossimo 16 febbraio con delle modalità che cercheranno di impattare il meno possibile sui pazienti, ma comunque sempre di sciopero si tratta. Una protesta soprattutto contro la regione, che ha aumentato da 1500 a 1800 i pazienti che verranno presi in carico da ciascun medico di base, e anche la FIMG lamenta lo snaturamento, in qualche modo comunque la mutazione genetica del lavoro del medico di base, che un tempo si occupava per il 60% del suo tempo della cura del paziente e poi per un 40% della burocrazia, degli aggravi, degli adempimenti burocratici. Ora, dice la FIMG, addirittura l'80% del nostro lavoro, del lavoro dei medici di base, è dedicato alla burocrazia. Ci restano 2 ore su 10 del nostro lavoro per la cura della persona. Scartoffie che aumentano senza preavviso. Ovviamente molto di questo è legato alla pandemia, agli adempimenti legati all'emergenza sanitaria, ad esempio dei famosi tamponi di fine isolamento. Dice la FIMG di aver saputo, i medici di base l'hanno saputo durante la conferenza stampa in diretta del presidente Zaia di sabato scorso. Insomma, un caos in cui l'organizzazione del sistema sanitario regionale non si coordina,
con i medici di famiglia, che poi sono quelli ad avere un rapporto diretto e quotidiano con i pazienti, con i cittadini. Nessun supporto dal punto di vista informatico, dal punto di vista dei sistemi gestionali anche di azienda zero, denunciano i medici di base. Sul Gazzettino di oggi tra l'altro troviamo una notizia paradossale, incredibile. La cronaca racconta di una bambina vicentina di 5 anni che si è ritrovata da sola alla riapertura dell'asilo. Insomma, è il caos. Vengono chieste soluzioni alla regione, che parla per bocca ovviamente dell'assessore regionale alla sanità, che dice che la regione i SISP li ha potenziati, ma con questi numeri, con così tanti contagi, gli isolamenti e le quarantene, il sistema non può reggere, e per questo sono state coinvolte anche le farmacie, i pediatri, i medici di base, ai quali riconosciamo il lavoro immane svolto. Fanno parte del nostro sanitario regionale, ricorda l'assessore Lanzarin, mentre sul fronte della scuola in qualche modo passa la patata bollente al governo e dice: siamo in attesa di comunicazioni ufficiali. Risposte quelle dell'assessore che in qualche modo descrivono comunque una realtà caotica e per la quale non sembrano esserci soluzioni, almeno da parte della regione. Parliamo sempre di sanità e però recuperiamo un articolo, un pezzo di opinione dal Mattino di Padova di oggi. Si tratta dell'attacco hacker che ha paralizzato le attività sanitarie e l'accesso alle cure di migliaia di cittadini. È l'attacco hacker avvenuto ai danni dell'ULSS 6 Euganea, una delle ULSS più grandi non solo del Veneto ma d'Italia come bacino d'utenza. Un attacco informatico avvenuto appunto all'inizio di dicembre scorso che per il primo periodo di tempo ha costretto il personale amministrativo e il personale sanitario a tornare addirittura a carta e penna perché i PC non funzionavano più. Ebbene, Ivo Rossi sulle pagine del quotidiano di Padova di oggi analizza la situazione, ripercorre le varie tappe e soprattutto si chiede come sia possibile che tra le principali contromisure annunciate, assunte dall'ULSS, ci sia quella di un regolamento, diciamo, dello smart working, e dice com'è possibile che la sicurezza informatica sia affidata allo smart worker veneto padovano. Insomma, alludere alla responsabilità di un distratto smart worker, scrive Ivo Rossi, alla negligenza e sciatteria individuale aggraverebbe e non invece al contrario toglierebbe le responsabilità di chi gestisce una rete che in questo senso sarebbe aggredibile in qualsiasi suo punto senza che nessun firewall blocchi l'intrusione fraudolenta. La nostra questione, la nostra sicurezza, dice sempre Ivo Rossi, è questione troppo seria per essere affrontata con imbarazzanti silenzi, rimozioni o scaricabarile. Sì, perché, come ricorda nel suo articolo, l'attacco è stato anche derubricato come un problema legato all'immoralità di criminali e questo rischia di oscurare un'analisi profonda sul modo in cui vengono gestiti i dati, i nostri dati più preziosi, quelli legati alla nostra salute. Il problema non è ovviamente il riscatto che non va pagato, ma capire come sia stato possibile che dei criminali, scrive Ivo Rossi, siano entrati in casa. Voltiamo pagina, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, l'iniziativa dello SPI e della CGIL del Veneto per un'Europa solidale e accogliente. Oggi alle 17 in diretta streaming sui canali social, ci saranno diversi ospiti, Laura Stopponi della Caritas Nazionale, ma anche Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Il tema è la crisi in Bielorussia, la richiesta è che l'Europa sia solidale. Cosa si sta decidendo appunto in Europa per affrontare questa e altre tragedie che ogni giorno si consumano sul confine orientale, dove sono migliaia i migranti attualmente bloccati. Qui in particolare il caso del confine tra Bielorussia e Polonia, dove
migliaia di persone appunto sono costrette a sopravvivere a temperature sotto zero in condizioni disumane. Arrivano con visti turistici rilasciati dal governo bielorusso con procedure piuttosto semplificate, ma al confine polacco hanno trovato l'esercito schierato. Insomma, l'appuntamento è in diretta sulle pagine Facebook di CGIL Veneto e di SPI CGIL Veneto e anche su YouTube sul canale SPI CGIL Veneto. Chiudiamo con un paio di notizie flash. A Verona il candidato sindaco Damiano Tommasi del centro-sinistra, l'ex calciatore, fa le prime scelte per il suo staff e ingaggia lo stratega di Beppe Sala già e anche di Vincenzo De Luca, nonché dell'ex segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti. Si tratta del vicentino Giovanni Diamanti, managing partner di Quorum, che in passato ha curato anche la strategia comunicativa della prima campagna elettorale del sindaco di Padova, Sergio Giordani. Torniamo invece sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, un caso, un mistero legato alla street art. A Darcugnano è comparso un angelo bianco, assomiglia in realtà, a guardare le foto, più che altro a un manichino seduto in cima alla croce che c'è appunto ad Arcugnano. È comparso il 16 gennaio, il sindaco dice non sappiamo di chi sia quest'opera d'arte, ma di certo non la toglieremo, e insomma l'angelo bianco resterà lì seduto su quella croce a scrutare l'orizzonte. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 28 gennaio 2022, a tutti voi una buona giornata.